Con Frani Pinazzara al termine della partita con il Trissino, partiamo dalla sensazione del tuo ritorno qui dove hai conquistato tanti risultati e hai lasciato tanti bellissimi ricordi. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, è stato veramente un piacere. Sono molto contento di vedere tanta gente che non vedevo da un paio di mesi, quindi sono molto felice che per me è stata la mia casa per 2 anni, sono stato molto bene, quindi per me è stato un piacere veramente grande. Torniamo alla partita, è arrivata la prima sconfitta per il Forte dei Marmi, è stata comunque una partita meravigliosa da una parte e dall'altra, uno spot anche per l'hockey su pista. Sì, è stata una partita bellissima. Purtroppo non abbiamo potuto tornare a casa con i punti, sarebbe stato molto bello, ma sapevamo che è una pista molto difficile, la conosco tantissimo, so che venire a vincere qui è difficilissima, penso negli ultimi anni si è vinto poco qua. Però un dispiacere perché abbiamo avuto dell'opportunità per fare un paio di gol in più, penso io, però bene, noi continuiamo a lavorare e a guardare il campionato, ancora abbiamo una partita in meno che dobbiamo vincerla e proviamo a finire il girone d'andata nella testa della classifica. Anche perché comunque l'obiettivo del Forte quest'anno, non lo scopriamo certo noi, è cercare di vincere tutte le competizioni in cui prenderete parte quest'anno. Sì, ovviamente si è fatta una squadra per provare a vincere, speriamo che si possa farlo, stiamo lavorando molto bene, si vedono i risultati. Come ti ho detto, anche qui non torniamo a casa con i punti, ma abbiamo fatto una grande partita e anche il Trissino meritata ha fatto una grande partita. Grazie a Frani Pinazzari, in bocca al lupo al Forte dei Marmi.